Va ora in onda Spazio Più. Buonasera a tutti dallo Spazio Più, Professionisti Imprenditori Uniti, rigorosamente in diretta oggi, 30 settembre 2025, l'ultimo giorno di settembre. Siamo, chi vi parla, in tenuta ormai autunno-inverno profondo, molto fresco, molto freddo. Domani arrivano i soldi, allora, se oggi è il 30 settembre. Ah sì, arriva la pensione per Mimmo Magnetta. Ecco, vedete i valori dei nostri vecchi. Arriva la pensione. Era il 1930. Era il 1992 e stavamo facendo la fila fuori all'ufficio postale di San Maurizio al Lambro. Gli Titi ci fecero un agguato perché volevano prendere tutto il bottino. Ma i Titi? Ah, non erano quelli di Cerignola che arrivavano, che assaltavano i furgoni. No, gli Titi. No, quelli di Cerignola assaltano il furgone, non vanno a fare la rapina all'ufficio postale con 30.000 euro di pensione. Io conosco qualcun altro di Cerignola che fa altre cose, vabbè, ma non ne parliamo perché... Ma guarda che Cerignola è una cittadina in provincia di Foggia che è molto operosa, fanno un sacco di cose a partire dai sottaceti, i sottoli molto buoni, le olive di Cerignola. E anche le macchine belle di Cerignola, sì, giusto? E anche le macchine ferme fanno un sacco di cose belle. Sì, è un paese meraviglioso se di un certo valore. Perché c'è un'imprenditoria nel ricambio auto che la mette a basso. Anche nelle auto fanno un lavaggio nei Balcani, capito? Cioè, se Manzoni aveva fatto il bagno nell'Arno, aveva lavato nell'Arno, ora a Cerignola fanno il bagno nei Balcani e così l'auto ritorna immacolata nel nostro bel paese. Quindi volevo salutare tutti gli amici che ci ascoltano dai Balcani, che sono tantissimi. Chi vuole il vostro sparacazzate preferito Federico, a fianco a me Mimmo Magnetta e buongiorno. E poi direttamente dalla provincia di Foggia Antonio Spadavecchia. Ecco. Trani. Scusa, no, di Barletta chiedo scusa perché ormai Mimmo mi ha abituato a farci la trasmissione di ospiti che vengono dalla provincia di Foggia ed ero convinto che anche tu fossi la discendenza è Trani. E di Trani, ecco. Quel di Trani. Ecco, allora meglio ancora, un posto meraviglioso. Ascoltiamo, allora... saluta le compaesane tue, saluta. Ma io ho fatto che non parlo pugliese. È quello il problema. Capiscono anche l'italiano, possiamo dire salutiamo i tranesi. Ecco, i tranesi, non pensate male, cari amici a casa, perché qua non solo i trapanesi, i tranesi. Sì. Io ieri stavo per chiamarti per chiederti una cosa. La Transistria, ma che è il paese dei lo sapevo che finivamo con i trampioni. Ecco, allora no. Ultimamente la Moldavia va molto di moda. La Transnistria non è un paese dove stanno tutti i trampioni che appena ti fermi al semaforo vedi l'elicottero. No, è una regione che era una regione autonoma, sì, della Repubblica Socialista di Moldava, ma ora ci spiega tutto meglio Antonio. Certo. Sono dei secessionisti della Moldavia che si sono staccati da questi filo europeisti. Sì, ma da anni, già dal 91, non è una cosa nuova. Però diciamo che i media ci raccontano che sono cattivi perché stanno dalla parte di Putin. Ecco, sono dei trans che stanno dalla parte di poi, vedo. Quindi non possono dire che Putin è un omofobo. Ecco. Cioè, sono figli di Putin? Sì, sono come sono figli di Putin. Di Putin, sì. A proposito delle elezioni comprate, si dice così, figli di Putin, si dice a Trani così si dice, confermi? Sì, confermo. Anche a Vicenza dicono figli di Putin. Perché Putin è di origini venete, provato. C'è un signore bravo, no. Putin è un cognome vicentino e c'è un signore di Costa Bissara che ha tutti i ritratti dei suoi avi che, guarda caso, sono sputati uguali identici a Vladimir Vladimirovich. E lui dice: Putin, sei uno dei nostri, ciò, cacciapà la barca, se andare in Russia, ma avevo dico se vi sentì, sei uno dei nostri. Ecco, ora mi chiameranno non si dice, bastardo. Sono nato e cresciuto a Vicenza, quindi la conosco benissimo la zona. Dalla Lisetta. Ecco, se pareva. Ora io voglio la conferma della Lisetta. Ecco, ora mi stende la Lisetta. Sapete che c'è anche un articolo molto interessante di questo signore di Costa Bissara, che è una cittadina molto bella nell'Interland di Vicenza, come Cormano a Milano. Ecco, oddio, Costa Bissara è molto più bella di Cormano, senza offesa per i cormanesi, tutte belle villette, bijou. È bellissimo questa cittadina, e le persone di Costa Bissara Vicenza sostengono che Putin venga da là.
quindi come vedete l'Italia e il Veneto colpiscono per l'ennesima volta. Eccellenze in tutto il mondo. Sì, Bolsonaro che vabbè, per quello che non si sa se Perón che in Argentina lo ricordo ancora, Perón anche lui si dice che abbia origini venete di Vicenza, pensate un po'. O sono romani o sono veneti. Ecco, vedete, alla fine il cerchio si chiude sempre. Ecco, e come anche il presidente della regione Valle d'Aosta, Testolin, che si fanno chiamare Testolin, no, sono tutte persone che sono di origine veneta, e dopo una serie di brutte, come si chiama, alluvioni, una serie di danni naturali, si sono trasferiti a vivere in Val d'Aosta. È provato, non lo dico io, lo dice anche Wikipedia questo. E quindi se lo dice Wikipedia allora dobbiamo crederci. Rolandin, Testolin, tutti sti cognomi qua che dicono oh no, Rolandin, Testolin, si fanno chiamare la francese Rolandin, Testolin. No, sei tutti veneti. Anche loro ghiaccia pa il treno e si andrà su, come dicono a Vicenza. E quindi, come vedete, il mondo è piccolo e il Veneto è molto più grande di quello che insomma pensiamo. E se pensate a Romano Prodi, che dice che l'Italia da sola non può andare da nessuna parte, abbiamo uno stato piccolo come Israele che ha 7 milioni di abitanti eppure Eppure in tutto il mondo rompere i coglioni. Ha quasi rovesciato l'ordine mondiale, possiamo dire. Una nazione, e c'è una regione che ha 6 milioni di abitanti, che è il Veneto, che ha popolato, che ha donato al mondo intero grandi uomini, una civiltà. Marco Polo. Cioè, questo fa capire, ma non solo, tantissima la Serenissima che ha fatto, insomma, ha civilizzato tutto il Mediterraneo, che commerciava, insomma, se siamo ancora cristiani, se la nostra società ha un fondamento minimo cristiano, bisogna ringraziare i veneziani che a Lepanto furono determinanti per la vittoria contro i turchi, e anche quando i turchi arrivarono alle porte di Vienna. Questa piccola regione che è il Veneto è sempre stata determinante, ricordiamoci. Quando Prodi dice l'Italia non può sopravvivere nel mondo, nel mare Magnum, ma non solo, anche Mattarella, il mondo, l'Italia, anche Mattarella dice le stesse cose, anche non è vero, esistono nazioni meravigliose come la Corea del Sud, che ha 40 milioni di abitanti, che senza far parte dell'Unione Europea sopravvive, e, insomma, è uno stato, per stare qua vicini c'è una nazione che è in mezzo ai monti, qua sopra proprio, confina girato l'angolo. Sì, che confina con tutta una serie di province lombarde, senza, insomma, che non potrebbero esistere senza l'Europa, secondo qualche fenomeno, eppure parlano lo stesso dialetto. C'è un confine sottilissimo e c'è il Canton Ticino, la Svizzera, che senza far parte di nessuna Unione Europea pure sopravvive. Chissà come fanno questi, ancora me lo devo spiegare, ancora non me lo so spiegare. Forse grazie alla neutralità. Io pensavo grazie a tutti i soldi. Pensavo che stavi per dire un epitato romano, Mimmo. Non lo so se è grazie a quello. Può darsi. Qua ormai, secondo qualcuno, anche quello ormai non funziona. Grazie all'Europa anche quello non funziona più. Grazie a quello, pure quello ce lo siamo giocati. Tanto che bisogna importarli, almeno secondo i ben informati da fuori. Perché, le risorse che sono molto dotati, grazie a loro sono dotati. Sì. Puoi camminare anche per la strada maschio o femmina, dogoglio, come dicono a Roma. È quello, capito, ragazzi, è il futuro che avanza. E poi giustamente c'è qualcuno del PD che dice ragazzi, meno male che vengono loro a fare i figli per noi, perché ormai noi non li facciamo più, e quindi dobbiamo solo che Del Rio dice questo, dobbiamo solo che ringraziare, dobbiamo abituarci a queste presenze che si moltiplicheranno sempre di più. Io veramente il sabato scorso sono stato a Trieste, ho visto una marea di bambini piccolini italiani. Davvero? Tanti, cioè ma era una riserva per caso, un allevamento? Cosa c'era? No, c'erano liberi, giravano liberi tutti con mamma e papà, tranquilli. Ma avevano il microchip, spero. Non penso di no. Penso di no, cioè, però appunto forse tante volte ci vogliono proprio inculcare certi ragionamenti. Ormai il pensiero unico, no? Cioè che io il pensiero unico e di cose che ci voglio inculcare, ma il modello per il consenso prima di
coricarti con la moglie, l'hai fatto? No, Ce l'hai sul comodino? Questo mi manca, oppure no? carissimo. Allora, se Antonio puoi spiegare, allora il nostro Antonio Spadavecchia è un uomo che insomma con la contabilità è fortissimo, lui di modelli 730 e tutto se ne intende, e lui ci può spiegare come compilare il nuovo modello statistica, che non 730. Comunque va il bene. nuovo modello che sembrerebbe una proposta della emerita signora Boldrini, il quale dice: per evitare discussioni, per evitare che poi questo e quello, tutti gli uomini dovrebbero viaggiare con il consenso da parte della partner o dell'occasionale donnina che incontra, che l'autorizza ad accoppiarsi con essa. Ma loro dicono che all'estero già si usa questo, che in verità noi in Italia siamo indietro perché... Sì, lo usano, ma chi? I grandi industriali, per evitare di farsi fregare da queste donnine poi metà del capitale. Allora si usa il consenso, tu ti accoppi con me, poi te ne vai e ti prendi il 10% e non di più, e non rompi le mi sembra di stare quasi in ospedale, no? Che prima insomma, sì. che ti fanno alcune cose, ti fanno firmare il consenso, tutti poi i cavoli c'è la moglie tuoi. che è disperata e dice: ma io ho un comodino pieno così di consensi, ma nessuno lo vuole utilizzare. È capito? il problema. Meno male che arrivano le risorse, senza loro non sapremo come fare. Bisognerà prima però spiegargli cos'è il consenso. No, Fagli fare un corso. Loro prendono, Dici, è la giungla, sì. caccia per non essere cacciato. 0292947222 0292947222 per chiunque volesse intervenire in diretta, se ancora abbiamo una linea, cari amici a casa, perché grazie alla vostra tirchioneria, ecco, qua stiamo perdendo pezzi, il canale TV si è spento, le frequenze FM le abbiamo spente, il nostro meraviglioso studio di amianto l'abbiamo dovuto vendere con tutto l'amianto, ora è in Corea del Nord, il nostro bellissimo studio, era meraviglioso. E insomma ci ritroviamo in questo scantinato con tutti i LED sparaflescianti che insomma il sottoscritto quando torna a casa soffre gli attacchi. Senti, ma visto che tu sei così tanto documentato, hai idea per caso, forse la nostra regista Sveva ce lo può confermare, ma ci sta anche il rame qua all'interno di questa radio? Sicuro, perché ultimamente si stanno fottendo il rame delle centraline, dei semafori. Davvero? Sì, io sui giornali ho letto appunto di sti furti. Quindi a Cologno il semaforo è stato spento 2 settimane non perché il comune voleva risparmiare, ma perché se non sono fottuti si erano fatti il rame a Cologno. Non mi ricordo dove si sono fottuti addirittura anche il rame dei vasi, dei vasi che stanno sopra. I vasi che ci stanno sulle tombe dei cimiteri. Quello lo fanno a Barletta, lo fanno da anni questo. Quello lo stanno cominciando a fare anche qua al nord, anche in Subria, nella Brianza. Io infatti ho detto a mia moglie che quando morirò non voglio nemmeno essere conservato in un cimitero. Ho detto prendi le mie ceneri e buttale nel Lambro. Così, sì, quando uno guarda il Lambro non spariscono subito. Non puoi, devi essere autorizzato, non puoi andare a essere sparso. Perché? Perché no? Perché la legge italiana impone che appunto tu devi nemmeno nel Grand Canyon fosse essere sparso. Il Grand Canyon non mi pare che sia in Italia. Cioè, qua ci sono sversamenti da tutte le parti, rifiuti tossici ovunque, uno non si può far spargere dove vuole lui. Perché inquina. Ecco, anche là ci vorrà il consenso informato per spargersi, anche dopo. Chissà appunto se il nostro amico Carlo è più informato, ma per esempio qua fra un po' questo problema del consenso non ci sarà più. Se è vero come è vero, cos'è il 3 novembre? Scoppia la guerra? No, c'è un signore, un generale, avevamo discusso anche la vecchia trasmissione, che ha rilasciato un'intervista, non ho capito se è un generale americano o inglese, e lui dice con assoluta fermezza il 3 novembre scoppia la terza guerra mondiale perché la Russia, che non ce la fa andare avanti in Ucraina, però ha trovato altri uomini per attaccare la Lituania e l'Estonia e insomma fare un corridoio di terra che le permetta di raggiungere Kaliningrad, l'ex Königsberg, la Prussia orientale, che è un pezzettino di Russia, è un exclave, che uno se guarda la cartina geografica dice ma cos'è sta roba? E in pratica la Russia c'ha una specie di dépendance, è un po' fuori dalla Russia. È normale, anche gli Stati Uniti hanno l'Alaska. Ha fatto un sillogismo con la Germania nazista.
col corridoio di Danzig, Sì, ecco, più o che meno. attacca appunto la Polonia perché vuole il corridoio di Danzig. Sì, in questo caso la Lituania, dovrebbero passare, che tra l'altro nessuno lo dice, ma mezza Lituania era Bielorussia, solo che pareva brutta, era un po' piccolina, allora nell'Unione Sovietica regalavano pezzi di terra così come se non fosse niente. Allora, come hanno fatto con la Crimea, no? Certo. Sì, un giorno il buon Khrushchev si sveglia male e dice: ma perché non regaliamo la Crimea all'Ucraina? Tanto siamo tutti fratelli, facciamolo. E la stessa cosa, fratelli coltelli. Stalin la stessa cosa fece e disse: ma perché non regaliamo Vilna, così si chiamava per i bielorussi, ai lituani? Quelli sono senza capitale, non vanno, non c'hanno un posto dove, e gli hanno regalato. E peggio ancora hanno fatto con l'Armenia, no? C'era il Nagorno-Karabakh, l'Artsakh come lo chiamano, questa regione montagnosa da millenni abitata da armeni, e questi si svegliarono: ma perché non regaliamo il Nagorno-Karabakh agli azeri? Tanto gli armeni già sono decimati, già c'è il genocidio e tutto, non se ne accorge nessuno. Finché l'Unione Sovietica tutto più o meno andava bene o male quello che era, poi crolla l'Unione Sovietica, scoppia un conflitto che si è risolto grazie a una pulizia etnica, perché così bisogna ricordare, no, però nessuno ne parla, ne hanno parlato davvero pochissimo, questa radio ne ha parlato, la rivista Tempi ne ha parlato, e poi è finita là, perché ci sono popoli di serie A e serie B, ci sono genocidi di serie A e serie B, e noi non possiamo non ricordare il popolo armeno. E anche in questo caso, come i Veneti hanno segnato il mondo, anche gli armeni hanno segnato il mondo. C'è una moltitudine, questa diaspora armena, che è stata determinante per creatività, per quello che ha lasciato in tutto il mondo e lascia ancora, tra cui uno dei cantanti preferiti del mio amico Mimmo Magnetta, Charles. Sì, Charles Aznavourian, detto Aznavour. Ed io fra di voi che non parlo mai, perché parlate solamente voi. Non so cosa sto a fare qua in mezzo a voi, perché sono un po' ignoranti. Io conosco solamente la Puglia e la provincia di Foggia. Ecco, ti pare, infatti, io volevo anche salutare il principe di Zapponeta, che ci ascolta sempre da San Maurizio Salam, Nicola di Bari. Scusi, allora, anche la Puglia a modo suo qualcosa ha lasciato, perché comunque i panzerotti qua si rifregano tutti. Però questa non è la trasmissione dei barbari urlanti, questo non è lo spazio più, non dovrebbe essere lo spazio in cui parliamo dell'economia, dove parliamo dei lavoratori, forse proprio perché, dato che ormai li hanno fottuti tutti i lavoratori. Guardate per esempio quello che è successo, e sta in tutti i giornali, in tutti i telegiornali parlano di quello che sta facendo Stellantis, che sta mandando a farsi a casa tutti quanti i pochi dipendenti che gli sono rimasti, sta dismettendo tutte quante le fabbriche. Io mi ricordo che c'avevo uno zio che stava tranquillo in provincia di Foggia, abbandonò il terreno e salì su a Torino, perché appunto gli avevano trovato il posto alla Fiat, no? E quello ha cambiato vita, cioè hanno disfatto quello che era l'Italia rurale per l'Italia industriale, ma praticamente c'è più niente, no? Ormai non ci sono più lavoratori, infatti noi non possiamo più parlare di lavoratori, perché i lavoratori non ci sono. Stamattina leggevo un post su Facebook di un mio amico di Roma. Mimmo, io devo contestare, non è vero che i lavoratori non ci sono, attenzione, non ci sono lavoratori che accettano condizioni capestro. Perché io sono stato per anni disoccupato, no, ma i lavoratori non ci sono. Perché se uno ti paga 600-800 euro al mese e devi lavorare 80 ore a settimana, è giusto che la gente non vada a fare quel lavoro, ma stiamo scherzando. Poi non puoi fare lo stesso stipendio per tutta Italia, cioè l'Italia deve entrare nella logica delle gabbie salariali, perché giù magari con 800 euro riesci a vivere decentemente, non dico decorosamente, ma decentemente. Al sud ci puoi vivere. Nei paesini, certo, magari nella grande città no, perché la grande città può assomigliare un po' qua al nord, ma qua al nord con 800 euro, 600 euro, anche 800. Qua a Milano non ci paghi manco il condominio. No, perché il condominio, ragazzi. Non paghi niente, non puoi sopravvivere, ma finché non entrerà questa logica, e poi soprattutto gli industriali non la vogliono accettare perché preferiscono sfruttare la gente anziché pagarla, saremo sempre costretti
a vedere scomparire determinati tipi di lavoratori. Cioè i lavoratori cosiddetti sopravvivono sono i cosiddetti specialisti, quelli che hanno una specialità e allora ancora sono appetibili. Ma la massa d'opera, con poi tutte queste, come dicono loro, risorse che arrivano, che loro lo fanno perché poi arrotondano in qualche altra maniera, riescono perché bene o male se tu arrivi da fuori hai delle agevolazioni fiscali, dei contributi che gli italiani se li sognano. Sì. No, ma soprattutto è la svalutazione del lavoro, è Così è facendo tu un'austerità continua che è andata. hai anche impoverito le campagne perché non ci sono più agricoltori. Ma è anche ha devastato stati come l'Italia e come la vicina Francia, dove la questione sta esplodendo. E quindi nos ancêtres les Gallois. È arrivato il nostro Non che la Germania sia meglio, Sì, perché se Atene piange, Sparta non ride. Ma là, si salvano col Wüster, dai. Che sì. Se Bari piange, Foggia non ride. Allora, è arrivato il nostro amico, il nostro professore. Presentalo tu, dai. No, abbiamo il nostro economista, scrittore e conferenziere Carlo Maria Persano, che è un nostro davvero amico dello spazio, perché ci spiega, spesso e volentieri è avanti di anni rispetto a quello che accade, che deve ancora accadere. Pensate che Carlo Persano è talmente avanti che si è seduto mezz'ora e non è ancora arrivato nessuno. No, io ci sono, buon pomeriggio. No, si scherzava, no? Che quando uno è talmente avanti si siede e ancora non è arrivato nessuno. E in effetti oggi Carlo ci ha detto: ragazzi, guardate che in questo pazzo mondo dove sta accadendo di tutto, c'è il caso francese che a me continua a stupire, ne abbiamo parlato un sacco di volte, ma c'è la realtà che continua a superarci. Tu hai segnalato a Mimmo, a me, ragazzi, qua dobbiamo parlare del caro vecchio biglietto verde, del dollaro. Stanno succedendo cose funeste sul dollaro. Che succede? Che succede, Carlo? Allora, è una situazione da capire bene. Voglio dire, un minimo di complessità c'è. Quindi parto, diciamo, un po' dal 1989, caduta del muro di Berlino. Allora, quando cade il muro di Berlino, prima della caduta del muro di Berlino, si parlava di un mondo bipolare, il blocco americano e il blocco sovietico dall'altra parte. Con la caduta del muro di Berlino, molti avevano iniziato, anzi un grande politologo e sociologo americano aveva iniziato a parlare di fine della storia, perché sostanzialmente il mondo da bipolare con due poli di riferimento diventava unipolare, con l'unico polo che sembravano essere gli Stati Uniti. Questo unico polo era da una parte politico, ma soprattutto economico, perché sostanzialmente rimaneva solo il dollaro come valuta di riferimento per praticamente tutto il mondo. Tutti gli scambi commerciali all'interno del mondo avvenivano in dollari. Quindi si era creata una situazione di questo tipo. Iniziamo a dire una cosa. Cosa vuol dire fare riferimento sul dollaro? Vuol dire che il dollaro era considerato come se fosse la valuta più seria, come se fosse la valuta verso la quale si poteva contare sempre, che non cadeva in svalutazioni, in inflazioni potenti, anche se con la fine dei patti di Bretton Woods, anzi con l'inizio dei secondi patti di Bretton Woods. Caro Carlo Persano, su questi patti ti devo interrompere un attimo perché come la nostra regola abbiamo un ascoltatore, gli dobbiamo dare la parola. Diamogliela. Buongiorno, chi sei, da dove chiami? C'è ancora l'ascoltatore? Pronto? Allo? Terra chiama ascoltatore.
come si dice in Subre, il Diaminga? Qua Carlo. No, state parlando con me? Sì, abbassa un po' la radio. Mi sentite? Forte e chiaro. Anche troppo forte forse, eh? No, giusto, qua non è mai abbastanza forte. No, ricordatevi, come diceva il buon Formentini, sindaco di Milano, che quando la Lega decide di parlare, la Lega parla forte e chiaro. Quindi forte non è mai abbastanza. No, stavate parlando della dissoluzione delle filiere produttive all'interno del continente europeo, mi sembra. Sì, esatto. Giusto? In particolar modo dell'Italia. In particolar modo dell'Italia. Vabbè, comunque questo è un esperimento di genetica sociale. Si chiama genocidio dolce, no? Da una parte cosa hanno fatto? Hanno costruito un sistema monetario dove esiste una moneta forte che però ha un potere d'acquisto praticamente nullo, e hanno creato un esercito industriale di riserva che serve ad abbattere, a destrutturare quella che era la lotta sociale, diciamo, per la contrattazione salariale, che così viene completamente abbattuta. In un regime di cambio fisso e di moneta fissa non si possono più aggiustare con i cambi valuta le contrazioni o le differenze economiche, e quello che è svalutabile è l'uomo, che è diventato merce lui stesso. Quindi hanno istituito l'homo migrantis economicus. Noi, come popolo e popolazione critica dai consumi troppo, diciamo, e dalle esigenze troppo elevate, andiamo piano piano, diciamo, sterminati. E come si fa? Col genocidio dolce: da una parte una moneta e una forza lavoro che non ci permettono, che non ci permette di lottare per la contrattazione salariale, perché arriva sempre il povero da qualche parte del mondo che lo fa a meno, e dall'altra destrutturando quello che è il concetto di famiglia naturale, riprogrammando i giovani attraverso le teorie del gender fluid, trasformando anche quello che è il poter avere figli e il poter fare famiglia in qualcosa che è appannaggio solo delle classi più privilegiate e abbienti, possibilmente omosessuali. Grazie. E quindi il genocidio dolce è attuato. La Boldrini ci ha già detto quale sarà l'ennesimo passo, perché lei quando parla a nome del New World Order, e quando lei parla ci dice che prossimamente il sesso sarà: ogni volta che tu farai una scopata dovrai pagare, una volta che avrai compilato il tuo QR e fatto con lo smartphone il consenso informato, perché poi le cose vanno avanti così. L'intelligenza artificiale sta sostituendo cassiere nei supermercati, con le casse automatiche nei centri commerciali. Addirittura in questi giorni i dipendenti delle banche vengono sostituiti con le casse automatiche in banca e vanno solo ad assistenza per insegnarti come fare i bonifici. Quindi questa è la direzione. Grazie a tutti. Grazie buona giornata. Mille. Ormai anche le signorine per la strada le hanno sostituite con OnlyFans, no? C'è la gente che va a spendere là i soldi. Io so che hanno fatto sparire intere categorie di lavoratori in questa maniera. Io di lavoratori e di lavoratrici, sì, in effetti, anche perché evito che era il lavoro più antico del mondo, cari amici a casa. Pensate in quale a stato Putin. Io l'ho letto, a stato Putin. Io appunto speravo invece che venissero riconosciute e legalizzate, perché così il più avrebbe aumentato gli iscritti. Invece questo non avviene, e anche perché comunque si sta passando dalle professioniste della strada. Cari ascoltatori di Occidente, messaggio che arriva da Russia è questo: morirete tutti a ricchioni. No, scherzo. Allora, Carlo Persano, ecco, ormai ti ridiamo la parola, riportaci sul campo. alla faccia della Transnistria. Ma diciamo che comunque non è che ha detto delle cose sbagliate, anzi, fermola Carlo, perdonami, c'è la prima parte terminata, dobbiamo dare la pubblicità. Vai. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. E rieccoci con lo Spazio Pio, oggi che ha raggiunto il plenum, come si suol dire nelle istituzioni che contano. Dopo il CSM c'è anche lo Spazio Pio, che è il vostro sparacazzate preferito, rigorosamente in diretta da via Carlo Bellero 41 in Milano, oggi che è il 30 settembre 2025, martedì. Mimmo Magnetta, Antonio Spadavecchia, Federico lo Sparacazzate e soprattutto Carlo Maria Persano. Carlo, vediamo di riprendere il filo del discorso e cercare di dare un senso compiuto a tutte le cose che qua diciamo, perché altrimenti la vedo male. Carlo. Vediamo se ce la facciamo, dai. Allora, ripartiamo eravamo arrivati al punto, caduto il muro di Berlino, il mondo unipolare, il dollaro come valuta, tra virgolette, seria di affidamento che è valevole per tutto il mondo, la fine della storia annunciata in questo senso, perché non ci sarebbero stati più contrasti. Però invece cosa succede? Succede che oggi si riprende a parlare del mondo multipolare. Carlo, perdonami, oggi è il 20, no, oggi è il 30. Il 30 settembre. Oggi è il 30 settembre, però a me mi ha messo la pulce nell'orecchio qua lo sparacazzate. Non è vero, non è vero. Dicendo A che me è stata la nonna notizia della mia ragazza, la nonna di mia moglie, che mi ha chiamato e mi ha detto: "Guagliù, stato d'accordo, ho letto in coppa a Facebook che il 3 novembre comincia la guerra mondiale". la terza. Cioè, c'è gente di 83 anni che va in giro a dire questo. Prima sembra una cavolata, poi viene fuori che un generale americano ha fatto questa dichiarazione e appena l'ho detto a Mimmo pure si è sconvolto, nonostante tutta la sua, insomma, Mimmo ha 3/4 di secolo quasi, ne ha visti di tutti i colori, eppure si sconvolge con una mezza fake news su Facebook. O è una cosa vera? No, beh, anche perché alla luce dell'argomento che tu volevi trattare, cioè quello della svalutazione del dollaro, esatto? Giusto? Sì, questo sì, con la guerra, se scoppia la guerra, del dollaro. Se scoppia la guerra, che succede, Carlo? È buono, secondo me il dollaro va il dollaro, cioè il fatto di trattare oggi questo argomento del dollaro è proprio per far capire che potrebbe in effetti, non so se il 3 novembre perché mi sembra troppo presto, ma potrebbe in effetti profilarsi una situazione veramente molto pesante a causa della messa in discussione del dollaro, perché il dollaro è già stato messo in discussione, cioè poi chi ci vuol vedere le cose c'è da dire che in tutto quello che sta succedendo nel mondo probabilmente dietro c'è questa nuova condizione. Adesso magari in poche battute possiamo anche vedere di che cosa si tratta e cercare di far capire bene questa situazione. Allora, una valuta, eravamo arrivati a Bretton Woods, dove all'inizio si era stabilito che il dollaro era la valuta guida, ma il dollaro faceva, come si suol dire, agio sull'oro, ovvero tanto oro era depositato, tanti dollari c'erano in circolazione. Questo è durato fino al 1971, quando a un certo punto gli Stati Uniti hanno detto: fermi tutti, il dollaro non fa più agio su niente. Perché non è necessario? Perché non era necessario? Perché era una valuta talmente seria e affidabile che non c'era bisogno, secondo loro, che facesse agio, che facesse riferimento a un qualcosa di preciso come l'oro.
È andata avanti così per qualche anno, dopodiché a un certo punto è successo che i vari governi, non solo quello statunitense, ma anche quello statunitense, hanno scoperto che era molto facile pagare il debito pubblico, quindi gli stipendi di tutti i dipendenti pubblici e degli acquisti fatti tramite debito pubblico, che in alcuni casi, per esempio, potevano essere le materie prime. Avevano scoperto che praticamente era diventato molto più facile pagare tutti questi debiti stampando nuova valuta, nuova moneta. E gli americani si sono immediatamente adeguati, anzi sono stati, senza che ce ne accorgessimo, sono stati addirittura i capofila di questa situazione. Si parlava, ormai sembra sparito il ragionamento sul debito italiano, anche se è lì che esiste ancora e uno come Giorgetti evidentemente lo sa bene. Però si parlava dell'Italia come malata quasi del mondo, di paesi PIGS, che vuol dire, era un acronimo che vuol dire maiali, dove c'erano Portogallo, Italia, Spagna e Grecia, come i paesi malati che causavano tutte le disavventure del mondo, perché stampavano le loro monete e si indebitavano a più non posso. E oggi cosa è successo? È successo che l'Italia ha sfondato i 3.000 miliardi di debito, però attenzione, gli Stati Uniti ne hanno 10 volte tanto. Cioè è successo che gli Stati Uniti si sono indebitati in una maniera talmente alta, hanno stampato talmente tanti soldi per finanziare il debito pubblico, che gli Stati Uniti hanno più di 10 volte il debito italiano. È vero che hanno più di 10 volte anche il PIL italiano, perché loro sono a 26.000 miliardi, mentre noi siamo a 1.850, 1.900. Però c'è evidentemente uno squilibrio. L'Italia ha 132%, 134% tra fatturato dell'Italia, quindi il PIL, con l'indebitamento dell'Italia. Gli Stati Uniti sono al 130% tra fatturato degli Stati Uniti e indebitamento degli Stati Uniti. Panico collettivo. Perché? Perché che cosa succede? Succede che tanti paesi, a iniziare per esempio dalla Russia, che non è più Unione Sovietica, no? Con la Cina, col Brasile, con il Sudafrica, si sono messi insieme e hanno detto: ma scusate, perché noi dobbiamo ricevere in pagamento per quello che vendiamo agli Stati Uniti dei dollari che loro hanno stampato quasi come se si stampassero i soldi del Monopoli? Loro hanno detto: ma che valore ha questa roba qua? Perché è chiaro che stampare soldi non è una cosa gratuita, non può succedere all'infinito. Perché? Perché se io oggi ho in circolazione 100 miliardi di dollari, faccio per dire, e ne stampo altri 100 e arrivo a 200 miliardi di dollari in circolazione, evidentemente i 100 di prima valgono la metà, la cosiddetta inflazione. Carlo, ti posso fare una domanda? Scusami, vorrei Sì. rovesciare un attimo il paradigma. Abbiamo un continente che è l'Europa, no? Che ha previsioni fosche, tremende, terribili, l'inverno demografico, non innova più, deindustrializzazione ovunque, instabilità politica, guerre, eppure l'euro invece è una moneta che continua a essere forse pure troppo sopravvalutata rispetto a quello che sta accadendo. Cioè, la mia domanda è: ma perché non accade il contrario? Cioè, in teoria l'euro dovrebbe crollare visto quello che sta accadendo. C'è un accordo, è ottima la domanda, e ci arrivavamo. Scusami, Perché Carlo. Per il momento c'è un accordo sottostante
tra euro, tra la Banca Centrale Europea e la Federal Reserve Americana, che è la Banca Centrale Americana, chiamiamola così. C'è un accordo evidente perché non si pestano i piedi con i tassi dei titoli. Cioè, gli Stati Uniti, che sono in questo momento obbligati a emettere ogni anno 3.000 miliardi nuovi di debito, quindi il debito italiano, il debito totale italiano viene emesso dagli Stati Uniti ogni anno, verrà emesso dagli Stati Uniti ogni anno per pagare le spese e gli interessi del loro debito precedente. Permettetemi di dire una cosa, vediamo se questa la si riesce a capire. Oggi, tra l'altro, gli Stati Uniti emettono titoli, i buoni del tesoro, i treasures vengono chiamati, no? Come in Europa vengono emessi titoli di Stato, i bond europei per il momento. Perché vengono emessi i titoli? Perché i titoli non finiscono subito sul mercato e non creano inflazione. Se per ripagare quei titoli gli Stati Uniti emettessero della carta moneta, cioè quando scadono i titoli, per ridare i soldi a chi possedeva i titoli e quindi ripagare quei titoli, anziché riemetterne dei nuovi come sta succedendo oggi, cosa succederebbe? Che dovrebbero stampare la carta moneta finisce sul mercato perché la gente inizia a spenderla e le famose uova che hanno determinato la sconfitta di Biden, le famose uova di gallina americane, costerebbero immediatamente il 10, il primo anno il 10, poi il 20% in più, con un'inflazione che schizzerebbe alle stelle, anche creando dei grossi scompensi psicologici in chi detiene il denaro. Nella Repubblica di Weimar si era arrivati che gli impiegati gli operai, i lavoratori ricevevano lo stipendio la mattina e cercavano di spenderlo prima del pomeriggio perché già nel pomeriggio quei soldi valevano molto meno. Quindi noi oggi siamo in una situazione molto difficile. Allora, torniamo al punto di prima. Questi titoli vengono emessi dagli Stati Uniti per 3.000 miliardi ogni anno, in più, nuovi, che vanno a aumentare il debito di prima. E dall'altra parte abbiamo visto c'è una serie di paesi che ha detto: ma noi perché dobbiamo prenderci questi soldi del Monopoli? Cioè, fino a quando dovrà durare questa situazione? Perché si è creata questa tensione, diciamo, quasi improvvisamente? Perché ovviamente chi era dentro questi numeri non è che l'ha vissuta così improvvisamente. Si è creata improvvisamente, diciamo improvvisamente, perché i vari analisti hanno detto: fino a oggi quei titoli di Stato americani li hanno ritirati, cioè se li sono comprati i fondi pensione, e adesso i fondi pensione sono talmente pieni che probabilmente non li ritireranno più. Quindi si è creata Ho una sentito situazione... parlare di pensione? Sì, no, sì, tranquillo, Mimmo, no, che ormai Mimmo da quando è pensionato è un po' troppo lanciato. No, però dai, non può essere che finisce tutto nella tua pensione. No, Magari, qua rischiamo di aprire il vaso di Pandora, cioè, Carlo, perché stiamo parlando di una cosa mondiale e questo, appena sente la parola pensione... È un ma riflesso Carlo, comunque condizionato qua dalla tu in fame. pratica ci stai descrivendo una nazione che è in default, cioè che è nel disastro economico. In pratica ci stai... allora io faccio la prima domanda che faccio, se qualcuno di voi riesce a dare la risposta, perché se i fondi pensione americani, scusami, l'ho dovuta ripetere, smetteranno di comprare questi titoli perché saranno strapieni già, se è vero che i famosi BRICS, cioè quel gruppo di nazioni, Brasile, Russia, Cina,
e Sudafrica hanno anche detto, l'India, vero? E India, scusami, hai ragione, hanno detto scusate, attenzione, perché qui non sappiamo come ci pagheranno domani questi qua, quindi attenzione, se abbiamo dei dollari nelle nostre banche centrali come riserve, oppure addirittura dei titoli americani in pancia da qualche parte, i cinesi ne avevano tanti e ne stanno vendendo a raffica per spossessarsene, dice attenzione che qui ci troviamo impoveriti perché loro stanno continuando a stampare titoli. Ma Carlo, in pratica... non stampano carta moneta, che sarebbe comunque ancora peggio anche per loro. Praticamente mi dici che i dollari che io avevo messo moneta, perché la carta moneta immediatamente si trasforma in inflazione. Quindi mi dici che i dollari che avevo messo da parte come regalo per mia figlia quando avrà un figlio, mi conviene andarli a cambiare in rubli. Allora Antonio, intanto buon pomeriggio anche a te. Ciao. Però io qui non sarà forse solo una questione di dollari da andare a cambiare, perché se nessuno si compra quei 3.000 miliardi qualcosa succederà. No, io purtroppo non sarà quello che il 3 novembre succederà, anche perché cos'è successo? Nello scorso novembre, quindi, e poi ripetuto in aprile, in Russia, anzi in Kazakistan, scusate, sì, però diciamo una delle repubbliche ex Unione Sovietica, c'è stata una riunione dei BRICS, che guardate che da soli la Cina fa 14.000 miliardi di PIL, l'India ne fa 11.000, quindi da soli messi insieme questi arrivano già al PIL degli Stati Uniti. Non arrivano, ovviamente ancora sono molto lontani dal PIL degli Stati Uniti insieme al PIL delle nazioni europee, che per il momento agiscono di concerto e in stretta alleanza con gli Stati Uniti. Cioè, questi hanno aggregato tutta una serie di altri paesi, tra cui moltissimi paesi arabi, Arabia Saudita, i paesi del Golfo, quindi tutta gente che teoricamente viene pagata in dollari per il petrolio, che si stanno ponendo la stessa domanda. Fatemi fare un breve inciso. Lo stesso Trump, nella sua politica di adesso, che ha il problema di quei 3.000 miliardi da piazzare ogni anno, cosa ha tentato di fare? Prima ha preso Elon Musk e gli ha detto vai a vedere la spesa pubblica e cerca di tagliare il più possibile. Lui è partito e ha detto tranquillo, ti taglio $1 miliardo, quindi i 3.000 diventano 2.000 se riusciva a tagliare $1 miliardo. Non so se mi sono spiegato. Ti taglio $1 miliardo, è andato lì per tagliare ed è riuscito a tagliare solo $200 milioni. E lì è nata probabilmente il dissapore con Trump, perché chissà chi aveva tirato fuori questo $1 miliardo, perché probabilmente non si riesce a tagliare così questo $1 miliardo. Allora Trump parallelamente cosa ha detto? L'America spende il 10% del proprio PIL in spese militari. È arrivato in Europa e ha detto sentite un po', qua basta con le spese militari che le paghiamo noi con la NATO, tirate fuori i soldi voi, perché così lui, quel 10% che rappresenta una spesa fortissima, se riesce a ridurlo anche lì di 500-1.000 miliardi all'anno, sempre i famosi 3.000 miliardi, che poi, ripeto, 3.000 miliardi possono aumentare in maniera scalare, per i prossimi anni sono 3.000, per i 3-4 anni, ma dopo 3-4 anni possono schizzare ancora più in alto, no? Certo. E lui dice, se vi accollate voi questi costi, io intanto riduco le mie spese militari e ne trovo un'altra parte. E terza fonte che lui ha cercato sono stati i famosi dazi, perché coi dazi lui che cosa ottiene? E sta già ottenendo, diciamo la verità in parte, ottiene che
intanto si consuma prodotto americano perché il prodotto di importazione diventa più caro, e se nel caso che il prodotto di importazione viene ancora consumato, lui intasca tasse dai paesi che stanno esportando negli Stati Uniti. Ecco perché la manovra di Trump si è rivolta alla spesa pubblica con Musk, che però è stato un mezzo fallimento, la spesa militare, che per il momento è un mezzo fallimento, perché qui in Europa tutti hanno detto armiamoci qui, anche grazie alla grande crisi della Germania e della Francia in coda, che sperano di rianimare le loro industrie con le industrie militari, a partire dalla Volkswagen, e quindi si è creata un po' questa situazione che ha fatto gioco agli Stati Uniti, ma che ancora non sta riducendo le spese della NATO che pagano gli Stati Uniti. Quello che sembra un po' funzionare sono i dazi, però con qualche contraccolpo, perché è chiaro che se io non compro più l'acciaio europeo, che costava meno dell'acciaio americano, e oggi compro l'acciaio americano, i prodotti americani costeranno di più, ed ecco che rispunta l'inflazione. Spero di avervi rappresentato un circolo vizioso. Alla Schlein parli con i circoli. No, lasciamo stare i circoli. Carlo, ma in pratica, cioè, la domanda però è una, cioè io da povero scemo quale sono, ma a me sembra che se uno è in bancarotta, cioè, o quasi in bancarotta, e non ha più soldi per piangere, cerca qualsiasi cosa pur di salvarsi. Allora, a pensar male si fa peccato, ma si fa sempre bene, come diceva il divo Giulio Andreotti. Allora la guerra serve agli Stati Uniti, perché se ci fosse una bella guerra mondiale, questi tirano un bel colpo di spugna sui loro debiti, sui loro problemi, e ripartono di nuovo da zero, magari ancora più forti di prima. Torniamo al Medioevo, sì, al Rinascimento, dove si diceva: se hai il ferro puoi avere l'oro, se hai l'oro non è detto che puoi avere il ferro è inteso le armi. Beh, questa mano può essere de piuma. Può succedere esattamente questo. Che chi è super armato dica: io sono super armato e non pago più i miei debiti. Sì, attenzione, però a quel punto si crea il mondo bipolare, perché quelli dall'altra parte dicono: intanto qualche arma ce l'abbiamo pure noi, e se li vedi messi insieme... Carlo, perdona la mia ignoranza, io quando sento parlare di bipolare mi vengono in mente i matti, i matti bipolari, multipolare. Si creano dei poli economici. Attenzione che i BRICS hanno già creato un sistema alternativo allo SHIFT, che era il sistema unico mondiale per le transazioni tra i paesi internazionali, e hanno detto: noi ci portiamo fuori dallo SHIFT e le facciamo con il nostro sistema, che hanno battezzato BRICS. Quindi loro hanno un sistema di transazioni internazionali e già si sono portati fuori da questo. Quindi non lo so cosa succederà dei dollari che Antonio ha regalato alla figlia. Appunto, perché io ce l'ho nel materasso, se lo tolgo poi mia figlia dorme male, e allora li devo sostituire con che cosa? Con i rubli? Visto che adesso gli europei stanno pagando alla Russia il gas che comprano in rubli. Hai visto a nero, tra l'altro a nero lo pagano, con i lingotti a d'oro. nero lo comprano. I lingotti d'oro nel materasso danno fastidio, che loro ti rompono la schiena. Più che raddoppiato, certo. Il motivo è questo. Ma infatti questa è più che altro è una guerra economica, più che una guerra battagliata. Che sono considerate valute, diciamo così, protettive, la corona norvegese, il franco svizzero, che faticano enormemente, il dollaro canadese, il dollaro australiano, il dollaro neozelandese, che sono tutti paesi, Norvegia, Australia e Nuova Zelanda, dove il debito pubblico è al 20-22%. Capito? E questi paesi fanno una fatica bestiale, perché molti si stanno buttando sulle valute di questi paesi,
e buttandosi su queste valute sulle valute di questi paesi fanno aumentare il valore di quella valuta, del franco svizzero, per intenderci, noi che siamo qui in Lombardia, e ovviamente per gli svizzeri questo vuol dire che loro pagheranno di più tutta la loro economia, e le loro esportazioni diventeranno difficili. La Nestlé può avere i suoi problemi. La vendita degli orologi, a parte che negli Stati Uniti sembra che gli mettono i dazi, possono avere dei problemi, anche se loro dicono problemi non ne avremo perché metteremo le nostre fabbriche negli Stati Uniti sia di orologi che di cioccolato. Però capite, è la banca centrale svizzera, come quella norvegese, quella australiana, stanno facendo una fatica del diavolo per tenere basse le loro valute, perché siccome loro non stampano, non stanno stampando né titoli né carta moneta, è chiaro che le loro valute diventano valute rifugio, però rischiano da un'altra parte di calpestare le loro economie locali. Carlo, però perdonami, io pensavo con questa trasmissione di poter dare un'indicazione utile alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, qua invece è un bordello, un casino. Dobbiamo farne un'altra. No, ma più che farne un'altra, perché ho visto che sta scadendo sì, infatti. il tempo. Però dobbiamo trovare anche qualche cosa di concreto noi da indicare alla gente, andatevi a comprare, che ne so, se c'è il rischio che la cioccolata aumenti. Io la nonna di mia moglie che gli devo dire che il 3 novembre scoppiano, perché questa ha iniziato a comprare tutto a casa, ha riempito la casa di scatolame, latte, cose, fagioli secchi. Che gli devo dire? Se hanno capito che di botto fanno svalutare tutto il dollaro, non ritirano più i titoli americani e l'inflazione negli Stati Uniti va alle stelle, secondo me può succedere veramente di tutto. Compariamoci l'elmetto allora. Succede fra un mese, perché il 3 novembre è più o meno fra un mese. Non so se succede fra un mese, perché a noi, a gente come me, le notizie arrivano dopo, però magari qualcuno sa già da tempo cosa no, Carlo, altro che Maurizio Mosca, altro che Maurizio Mosca, parte di gente che le cose le sapevano sempre prima. Io a un nostro caro amico gli avevo detto: bello, tu le cose prima, perché questa storia è un po' di tempo che la diciamo, se è presente. Ho capito, però io a quella persona gli dissi: tu c'hai un pregio che capisci le cose molto prima, però è il difetto è che arrivi in stazione troppo presto, che è talmente avanti che si è seduto mezz'ora e ancora non è arrivato nessuno. Allora noi invece dobbiamo proporre soluzioni serie, la prossima volta proviamo a proporre. Se no c'è un amico di Mimmo che vende oro, un amico di Mimmo che sta a Roma. Sì, che con cui ma ormai l'oro, sì, è vero che al momento incominciamo con la razione K casalinga consigliata dalla von der Leyen. Per il momento, scusa? I 70 euro in casa, la scatoletta per i viveri per una settimana. Mi piace che hai detto per una settimana. L'hai detto con la voce di Fantozzi. La razione K della signora von der Leyen. La razione K casalinga. 3 kg di olive denocciolate. Va bene, ti saluto Carlo. Ciao ragazzi, saluto a voi. Ciao, vai. Ragazzi, comprate le olive, che quelle servono sempre con nocciuolo, però fate attenzione ai denti perché i borlotti, ma con il bagno a posto. Ecco, sì. Gonnellino della zia. Ecco ragazzi, qua andiamo di male in peggio, però almeno una risata li seppellirà, si spera. Detto ciò, restate occhi aperti e pensate con la vostra testa finché ve lo fanno fare. Grazie a tutti per l'ascolto, invitiamo a restare sintonizzati su quel poco di onde digitali che ci restano prima che ci portano via
anche quello. Visto che i soldi non servono più, come ha detto Carlo, donateli sul sito di radiolibertà.org. Trovate tutte le indicazioni, tanto a casa non vi servono più. Mimmo domani andrà a ritirare la pensione e la verserà integralmente nel cavo di Radio Libertà. No, me la vado a mangiare i nostri che champagne, che cavolo, almeno muoio soddisfatto. No, ma penserà, darà anche un piccolo ricordino a Radio Libertà. Sì, va bene. Ok. Almeno per la nostra Sveva, che ringraziamo, nemmeno abbiamo citato che insomma il lavoro grande qua dentro lo fa lei e lo fanno i criceti che permettono di alimentare la nostra piccola grande radio, perché ci sono 500 criceti nello scantinato della libertà che girano, producono energia, sì, e ci consentono di trasmettere. Il problema è che abbiamo sempre meno semi di girasole da dargli e c'è una moria abbastanza consistente, quindi siete doppiamente assassini, ascoltatori tirchi di Radio Libertà. Non vi serve più a niente ormai il grano, datecelo, donatelo, datelo via. Grazie a tutti per l'ascolto, restate qua sulla Libertà. Avete ascoltato